può citare. Sì, ma io mi cito a sproposito, mi piace molto. Quindi la schizofrenia, cioè quindi dividere in due la propria personalità, fa sì che da qualche parte ci sia qualcuno di diverso da noi, che siamo sempre noi, però. Allora, a quel punto, come ce lo gestiamo? Gli facciamo fare qualcosa di buono o di cattivo a quest'altro qua che viene fuori nei momenti bui? Lo lasciamo esprimere, quindi diventerà un uomo espresso, e quando ci si esprime, probabilmente, se noi facciamo una metafora della condivisione di una, quando si esprime qualcosa, quindi lo si condivide, no? Condividere vuol dire dividere con. Allora io ho una scatola di cioccolatini e questa scatola di cioccolatini è la mia sofferenza. Io la porto, ce ne sono 12 dentro di cioccolatini. Io te ne do 6, ne ho 6. Quindi se questa è la sofferenza, io avendotene dato un po', ne ho meno io, però appunto mi facevano male. Ma ci fai sentire un back autofrainteso? Come il microfono. Ci marci un po' sulla tua figura. Può darsi, ma funziona. Beh, pare di sì. No, non lo so. Senz'altro un po' di autoironia nel fatto che appunto siamo esseri, siamo venuti da dove? Siamo un po' strani, no? Gli esseri umani sono tutti un po' difettosi, questo è il loro bello, ma se sui difetti ci possiamo costruire qualcosa, probabilmente soffriamo meno. Dovevi abbrutirlo, dovevi invecchiarlo, questo è giovane. Ci voleva tempo per fare le rughe, ha detto.
quando nella musica si parla di canzone, allora la canzone ha il testo ce l'ha un'etica, perché è come la poesia. Allora il testo sì, se parliamo di musica strumentale non possiamo parlare di etica perché siamo nella metafisica e non c'è l'etica nella metafisica. Se invece parliamo del testo, siamo nella poesia, siamo proprio nella epica, a quel punto nella lirica, cioè siamo in un ambito dove si parla di azioni umane. Io non amo definirmi, first of all, io non amo definirmi artista. Artista vuol dire bravo artista, non vuol dire brutto artista, cattivo artista, pessimo artista, se no non diciamo artista, diciamo fai schifo, ma non diciamo che sei un artista, no? Cioè quando uno è bravo diciamo che sei un artista, che vuol dire che tra parentesi, in silenzio, noi pensiamo bravo. Quindi già uno che dice di sé bravo si loda e si imbroda. Quindi io non sono un artista, io ho un contratto da artista, però con una casa discografica, infatti i discografici sono gli unici che mi definiscono artista. Allora glielo dico, sono artista, sono non un l'artista, perché si dice scritto l'artista stipula con la Sony BMG lì sono l'artista, no? Anche con la L maiuscola, non la ma artista secondo me deve essere più visto un po' come artigiano, come arte nel senso di costruzione. Diciamo che sono come sono. Io la farei diventare una canzone molto lenta adesso, mi è venuto in mente, che è grave, è grave.
a scuola.